Terzo KO di fila per il Treviso, ieri sfortunata trasferta sul campo del Borgo Abuggiano con la squadra di mister Zanin che prende un gol in apertura di ripresa su calcio di rigore. Nulla cambia in classifica per il solo fatto che si sono disputate pochissime partite in seconda divisione a causa della neve. Terzo KO di fila per il Treviso, ieri sfortunata trasferta sul campo del Borgo Abuggiano con la squadra di mister Zanin che prende un gol in apertura di ripresa su calcio di rigore. Nulla cambia in classifica per il solo fatto che si sono disputate pochissime partite in seconda divisione a causa della neve. Al primo minuto è già pericoloso il Borgo Abuggiano, mentre al 14esimo traversone da destra con Ferretti che non ci arriva. Al 25esimo azione personale del bomber toscano, ma nulla di fatto. Il Borgo Abuggiano da sinistra con Grassi dalla distanza, Mazzatin respinge, ancora Grassi su punizione, ma la palla finisce fuori. Al 35esimo Ferretti prova il sinistro dal limite, alto di poco. Accade tutto il secondo minuto della ripresa con Visentin che atterra in aria Paganelli, rigore e Grassi segna. Prova a reagire il Treviso al 49esimo con un'azione personale di Torromino. Borgo Abuggiano pericoloso con Di Giusto di testa. Poi è solo Treviso. Prima ci prova Maracchi dalla destra fuori. Beccia invece prende il palo, poi Grandi blocca sulla linea. Dubbia azione di Torromino in area, atterrato, per l'arbitro è tutto ok. L'ultimo assalto bianco-celeste è all'88esimo con Visentin che ci prova in rovesciata, ma è debole, para Grandi. Quando le cose vanno così dobbiamo stare zitti, passare a lavorare e a riprenderci. Purtroppo oggi niente, c'è andato questo episodio, l'arbitro non ha visto niente, mi ha detto che l'assistente ha visto questo contrasto, sono inciampati tutti e due, ha fiscato rigore. In questo momento basta poco perché l'episodio sia sfavorevole e noi dobbiamo essere bravi per evitare però questi episodi.